La terza edizione di Moda sotto le stelle ha riscosso anche quest'anno molto successo. Numerosi i commercianti che hanno partecipato, c'eravamo anche noi. Com'è nata l'idea di organizzare una sfilata mettendo insieme le imprese di questo comune? Ma questa è un'idea che è nata già 3 anni fa, questa è la quarta edizione, quindi addirittura 4 anni fa. Quest'anno ci sono state delle difficoltà perché, come sappiamo, le risorse a disposizione sono meno e quindi abbiamo dovuto veramente faticare per riuscire a realizzarla anche quest'anno. Però è stata comunque un successo. Sicuramente è anche un evento che piace molto ai cittadini e infatti abbiamo visto una partecipazione davvero numerosa. Vice Sindaco, un'altra volta Moda sotto le stelle, un'altra volta un grande successo. Sì, dobbiamo ringraziare innanzitutto il nostro assessore Susanna che ha voluto fortemente questa manifestazione e ci è riuscita egregiamente. Molto importante la collaborazione tra tutte le varie associazioni, ricordiamo anche la Proloco e i commercianti, no? Certo, e naturalmente anche il contributo della provincia di Venezia che è stato determinante per la riuscita, oltre agli sponsor naturalmente. La Proloco di Mosile è sempre presente, qual è stato il vostro contributo questa sera? Ma il nostro contributo è stato quello di far conoscere 2 aziende del luogo, la cantina Vigna Luna di Lunardelli, a 1 chilometro dal centro di Mosile, un'azienda giovane, dinamica, che propone dei prodotti freschi, giovani e vedo che hanno riscosso un ottimo successo. E poi il riso della Fagiana, che è un'altra azienda qui vicino di Eraclea. È un riso che si può consumare tranquillamente, soprattutto riso a freddo, quindi sono prodotti nostrani e penso sia giusto valorizzarli e farli conoscere anche al grande pubblico. Quali saranno i prossimi eventi che sosterrete? Allora noi abbiamo in programma di fare San Martin come ormai da diversi anni e ritorniamo un po' all'antica civiltà del nostro territorio. Noi siamo partiti ancora con circa 1000 a.C. e quindi facciamo conoscere un po' le tradizioni, un po' il nostro territorio, un po' come mangiavano all'epoca e quest'anno vogliamo riproporre nuovamente questa manifestazione per far conoscere alla gente qual era il territorio dei tempi antichi. Assessore, 2 parole su questa magnifica serata organizzata con il contributo della provincia di Venezia, ricordiamo. Sì, la provincia è già la 4ª edizione che sostiene questa iniziativa molto importante, innanzitutto perché avviene nel pieno dell'estate, riesce a riempire totalmente la piazza e questo è un enorme successo, importante sia perché riesce a intrattenere in una serata come questa insomma anche i cittadini che magari non sono andati in vacanza, ma soprattutto perché vuole sostenere le nostre imprese, le nostre aziende, in particolare quelle del commercio che oggi sono quelle più toccate dalla crisi. Però è pur vero che i nostri prodotti italiani sono sempre veramente meravigliosi, in passerella abbiamo visto dei capi magnifici, eleganti, anche molta professionalità devo dire, per cui una sfilata che di anno in anno la vedo migliorare, per cui un augurio veramente va a tutti i nostri commercianti, le aziende e soprattutto anche a far sì che le nostre produzioni locali lavorano con i nostri cittadini nei nostri paesi.